È stata Vicenza capofila degli oltre 300 eventi organizzati in tutta la regione il 26 marzo, in occasione della seconda giornata dei Colli Veneti, appuntamento nato con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei Colli Veneti, la cui ricchezza è composta da un mosaico prezioso di paesaggi unici, piccoli borghi, chiesette, antichi mestieri, tradizioni popolari e prodotti tipici. Un bel appuntamento, l'abbiamo fortemente voluto come Regione Veneto proprio per promuovere una parte importante della nostra regione, una parte che ha delle eccellenze enogastronomiche e culturali incredibili e che deve essere scoperta. Quindi insieme alle Pro Loco del Veneto promuoviamo attraverso circa 300 eventi distribuiti in tutta la nostra regione le bellezze dei nostri colli e devo dire che sta crescendo moltissimo questa iniziativa e ha scoperto una risposta incredibile anche da parte di tutto il mondo del volontariato e delle amministrazioni comunali. Questo significa che c'è voglia di raccontare un Veneto diverso rispetto a quello delle grandi destinazioni turistiche, un Veneto che può raccontare una storia veramente profonda di tradizione, identità, di cultura e di eccellenze venete. In Piazza dei Signori il pubblico ha potuto apprezzare tipicità provenienti da tutto l'arco collinare veneto. Abbiamo voluto che ci fossero i rappresentanti con i prodotti di tutti i colli veneti, dai Garda al Cansiglio, e ci sono rappresentate tutte le 12 settori che sono previsti nella legge regionale e quindi questo ci inorgoglisce ed è un'occasione veramente per tutti di poter vedere ed assaggiare i prodotti che sono unici del territorio. La giornata dei Colli Veneti, istituita con la legge regionale numero 25 del 3 agosto 2021, è stata organizzata in collaborazione per la parte operativa con Umpli Veneto. Quest'anno, oltre a Vicenza, sono state oltre 100 le località interessate dalla manifestazione. Sui colli vicentini, veronesi, padovani e trevigiani sono state organizzate visite guidate, mostre, escursioni, giornate ecologiche, eventi culturali e musicali, ma anche mercatini, cacce al tesoro e degustazioni. È una soddisfazione vedere che una legge funziona, questo grazie alla sinergia con gli enti, le comunità, le associazioni e anche l'assessorato. Si è riusciti nel 2021 a organizzare qualcosa come 229 eventi, più l'evento clou regionale come quest'anno c'è qui a Vicenza, è stato fatto a Conegliano. E quindi è veramente una soddisfazione vedere che questi territori, questi ambiti collinari che hanno uno strepitoso giacimento culturale, paesaggistico, enogastronomico e anche produttivo, siano anche un grandissimo giacimento di persone, di una comunità che ha voglia di far emergere le proprie caratteristiche e di promuovere un territorio. Una sinergia, quella con le Pro Loco, che sottolinea il prezioso e fondamentale legame tra i volontari e il territorio. Sui 300 eventi previsti, quasi più di un terzo vengono organizzati da Pro Loco e poi da tante altre associazioni, dai comuni, da tante unità del territorio che amano questa giornata che è stata istituita solo lo scorso anno ma ha avuto un successo straordinario e già questa seconda edizione c'è una partecipazione corale che è da invidia. Il messaggio di oggi è un messaggio molto importante ed è il messaggio delle piccole comunità che si ritrovano e quindi che promuovono i loro prodotti come prodotti identitari e questa è una cosa secondo me romantica ma che va valorizzata perché l'Italia è la provincia, io ne sono un testimonial perfetto perché vivo in provincia orgogliosamente della provincia e la provo a raccontare nella maniera più autentica e vedere tante persone disposte a sacrificare una domenica in forma di volontariato per promuovere un territorio, voglio dire, è una cosa che fa emozionare. Alla luce del grande successo riscosso nel 2022, con oltre 800 adesioni, torna anche quest'anno il contest fotografico Colli Veneti in un click. Riparte oggi e durerà fino al 31 dicembre per tutto l'anno perché tutte le stagioni sono belle per i colli che si possono immortalare e partecipare. Già questa è una dimostrazione corale di partecipazione che è unica.